Ci sono tante versioni del migliaccio tipico napoletano di Carnevale. Questa è la nostra versione. Abbiamo fatto una decorazione sempre con la pasta frolla. Abbiamo realizzato una semplice maschera con dei coriandoli fatti di cioccolato, sempre avanzati delle nostre chiacchiere che sono presenti sempre nel mio canale, se le volete realizzare. Se vi piace questa versione, vedete questo magnifico video. Salve a tutti amici, benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi realizzeremo il migliaccio di Carnevale, tipico napoletano. Ovviamente ci sono tante versioni del migliaccio napoletano, c'è chi lo fa con gli spaghetti capellini, c'è chi lo fa come ho fatto io nel nostro video facendolo direttamente con la semola, c'è chi lo fa con la polenta. La nostra versione è una versione molto semplice da realizzare, con un velo, uno strato di pasta frolla che avvolge questo ripieno fatto di semolino, ricotta, zucchero, aromi naturali, ovviamente agrumi, vaniglia, il tutto ricoperto da zucchero a velo e con una decorazione sempre con la pasta frolla ovviamente che è avanzata del migliaccio. Abbiamo realizzato una semplicissima maschera decorata sempre con il sanguinaccio fatto da noi e anche i coriandoli che sono avanzati delle nostre chiacchiere. Mi raccomando, andate a vedere sempre, adesso compare in alto, tutte le mie ricette per il carnevale che abbiamo realizzato per il carnevale, compresa la nostra magica ricetta del nostro migliaccio. Andiamo a vedere la nostra ricetta. Allora, la ricetta per questo migliaccio di carnevale è una dose per un ruoto da 26 massimo 28 cm e un peso di 1,6 kg finito. Abbiamo per la frolla 250 g di farina 00, 125 g di burro, 100 g di zucchero, la punta di un cucchiaino di lievito per dolci e un uovo grande di 55 massimo 60 g. Potete mettere però, vi ripeto, qualsiasi pasta frolla volete, anche nel mio canale ci sono varie pasta frolle. Per il ripieno invece abbiamo 150 g di semolino macinato sottile, mezzo litro di acqua, 10 g di sale e cuociamo il tutto. Poi il semolino tutto cotto più 500 g di ricotta di vaccino raffinata, 400 g di zucchero, un cucchiaino di pasta d'arancia o limone che troverete nel mio canale, un cucchiaino di estratto di vaniglia oppure in polvere una bustina, 4 uova intere circa 250 g e abbiamo un forno ventilato a 180 gradi per 55 minuti. Come vi dicevo, per la frolla potete utilizzare qualsiasi altra frolla avete in casa o qualche rimanenza, l'importante è che sia stesa ben sottile per l'esecuzione del migliaccio. Per prima cosa facciamo un ripasso della pasta frolla. Per prima cosa andiamo a fare la farina a fontano come sempre, la punta del cucchiaino di lievito per dolci, andiamo a mettere lo zucchero centralmente, il burro a pezzetti. Questo è un ripasso di frolla se casomai non avete nessuna frolla già fatta, e andiamo a mescolare come sempre burro e zucchero. Lo facciamo tipo una pastella e inseriamo l'uovo intero e mescoliamo a crema. In questo modo ovviamente lo potete fare anche in planetaria, questo passaggio è uguale, e uniamo il tutto nella farina, impastando sempre in questo modo fino ad ottenere un impasto omogeneo. Vedete, man mano si rapprende, man mano, ecco, continuando ad impastare. Ecco, vediamo che man mano l'impasto diventa sempre più
omogeneo, continuiamo sempre, ovviamente in planetaria è lo stesso sistema, e continuiamo in questo modo. Ci aiutiamo con un raschietto per togliere tutta la restante farina. Vi ripeto, potete usare qualsiasi altra pasta frolla, tanto è uno strato molto sottile. Con questa dose però riuscirete a fare il ruoto più anche la decorazione. Ecco, e mettiamo in una ciotola e facciamo riposare almeno per un'oretta. Nel frattempo andiamo a mettere sul fuoco l'acqua, portiamo ad ebollizione. Io ho pesato sale e semolino in unica soluzione, ecco, in questo modo. A ebollizione, vedete, vivace, inseriamo il semolino e il sale e spegniamo sotto la fiamma. Non è necessario cuocere ulteriormente ancora il semolino, in quanto deve rimanere elastico ma non molto cotto. Spegniamo la fiamma e giriamo il tutto fino ad ottenere il totale assorbimento dell'acqua. Ecco, giriamo con un frustino a mano. L'importante è che non abbiamo dei grumi, altrimenti ci tocca passare il semolino in un passaverdure in modo tale da togliere tutti i grumi. Facendo in questo modo non si hanno grumi. Vado a girare con una cucchiarella, cucchiaio di legno, cucchiarella napoletano, e giriamo continuamente fino al totale raffreddamento e passiamo il tutto nel recipiente, in questo caso che io ho pesato direttamente il semolino. Vado a mettere tutto dentro fino al totale raffreddamento. Ecco, in questo modo inserisco il tutto in questo recipiente e mentre si raffredda posso capovolgere ogni tanto per agevolare il raffreddamento. Vedete com'è ben elastico. A totale raffreddamento, proprio freddo, del composto, vado a mettere il composto non molto duro, vedete com'è elastico, lo vado a mantecare. Questo passaggio lo potete fare anche ovviamente in planetaria. Vado a mantecare con le mani in questo modo. Ecco, vedete, vado a togliere eventuali pezzi se si sono formati e vado a mantecare continuamente il composto. Ecco, in questo modo vado a formare, diciamo, un impasto abbastanza tenace e vado a unire. Vedete, la ricotta di vaccino deve essere quella raffinata, altrimenti se prendiamo la ricotta di vaccino poco raffinata ci tocca raffinarla sempre con un passaverdure. Vedete, vado ad aggiungere la ricotta in 3-4 riprese. Voi, se necessario, potete fare anche ancora in più riprese, in modo tale da non formare grumi nell'impasto. Vedete, vado inizialmente a mettere un poco di ricotta e continuamente giro con le mani. Vedete, si ha questo composto abbastanza sostenuto e così via. Vado a inserire anche la restante ricotta man mano. Io la inserisco in 3 riprese, voi potete fare in più riprese, visto che siete meno esperienti ovviamente. Ecco, in questo modo aggiungo il tutto. Voi potete fare, come vi dicevo, in più riprese e vado a inserire il tutto nel primo composto. Faccio questo movimento con le mani in modo tale da non rimanere sul tavolo pezzi non uniti alla ricotta, in modo tale da non avere grumi. Vi ripeto, questa fase può durare anche di più, basta che non rimangono grumi di semolino. Mi aiuto sempre con un cartoncino per grattare sotto il composto, il restante diciamo un po' più duro, e vado a mescolare in questo modo, vedete, dal basso verso l'alto. Vi ripeto, questa operazione la potete fare benissimamente, il mio benissimamente è sacro, potete fare in planetaria. Ecco, a questo punto ho preparato già lo zucchero
che unirò al composto sempre in più riprese, in modo tale da non avere eccessivi grumi. Ecco, vado ad aggiungere la prima tranche di zucchero e vado a mescolare, vedete? Ecco così. Vado ad unire lo zucchero e poi passo alla seconda fase di zucchero. Io l'ho fatto in 3 riprese e vado a mescolare sempre in questo modo. Questo è lo stesso sistema per fare il ripieno delle sfogliatelle. Se lo fate a mano è uguale, è anche planetaria. Va mescolato in questo modo e continuo così e vado a unire la terza tranche di zucchero. Mi pulisco sempre le mani ovviamente. Ecco, e vado a unire la terza fase di zucchero e ultima e continuo a mescolare. Come vi dicevo, potete fare benissimamente in planetaria. A questo punto, dopo messa la terza fase di zucchero, mi preparo al mio fianco il recipiente per poi continuare il ripieno, perché verrà fatto poi nel recipiente il restante. Vedete, mi pulisco le mani e vado a togliere tutto l'eccesso laterale di impasto per constatare, vedete come risulta ben liscio il composto, e così risulterà anche ovviamente quando andremo a tagliare la fetta e a assaggiare. Do un'ulteriore mescolata. A questo punto passo il tutto in un recipiente più grande, sposto il tutto, vi faccio vedere anche quando faccio un po' di pulizia, che ci vuole sempre ovviamente la pulizia, e uniremo anche la pasta d'arancia. Come ben sapete, nel mio canale c'è il video di come realizzarla, oppure potete aggiungere agrumi, diciamo, grattugiati. Adesso è uscito il link per realizzarla, la pasta d'arancia. Ecco, adesso abbiamo il composto e tutti gli aromi pronti. Inserisco prima la pasta d'arancia, un bel cucchiaino pieno. Se non l'avete realizzata, vi invito a realizzarla. Cucchiaino di vaniglia liquida e le uova. Vado prima a stemperarle un po' con il frustino. Vado non a montare, ma a batterle un po' con il frustino e le unisco tutte insieme al composto che andrò a realizzare con la frusta sempre, vedete, e vado a girare il tutto. Non abbiamo pericolo in questo caso di grumi perché il composto già era ben liquido, e vado a agitare il tutto con forza in modo tale da avere un composto ben liscio. Ecco, vedete come si vede che è un composto liquido ma liscio. Faccio vedere anche la consistenza, vedete come viene. E adesso a questo punto vado a inserire la pasta frolla nel ruoto. Ecco, vado a mettere la pasta frolla sul tavolo, andiamo a stendere, andiamo a mantecare un poco fino ad arrivare allo spessore più o meno di 3 mm e mezzo massimo. Ecco, vado a stendere in questo modo. Ecco, alzo l'impasto sempre con facilità fino ad arrivare allo spessore di 3 mm e mezzo e vado a inserire nel ruoto. Voi se volete potete anche imburrarlo, ma per me non c'è bisogno, anzi, diciamo, imburrando il ruoto e mettendo la pasta frolla sotto si ha più probabilità che si può attaccare diciamo, l'impasto al ruoto. Io non metto mai niente per quanto riguarda le frolle negli stampi, che in quanto già ben grassosa di suo la pasta frolla. Ecco, vado a tagliare l'impasto superfluo, che poi andremo a realizzare la decorazione. Se vi avanza un altro poco ve lo conservate, se no dovete fare la dose ancora più piccola, ma la pasta frolla in casa serve sempre. Ecco, vado a tagliare i bordi
e vado a bucare il fondo del ruoto, faccio vari fori in modo tale da far cuocere per bene il fondo. Ecco, e adesso a questo punto vado a inserire tutto il ripieno nel ruoto. Adesso faccio vedere, metto anche il restante, ecco, l'aiuto di un cartoncino, meglio, e riempio totalmente il ruoto, se vi piace bello alto, altrimenti potete fare anche un ruoto ancora più largo e viene più basso, però non vi assicuro, diciamo, la morbidezza e la consistenza giusta. Ecco, vado a, improvvisamente ci sono anche delle luci anomale, vado a livellare il tutto, vedete, e andiamo a infornare in un forno a 180 gradi, vedete come si presenta, vi faccio vedere, si vedono i pezzettini di pasta d'arancia, e andiamo a infornare a 180 gradi centralmente al forno per circa 55 minuti a forno ventilato. Nel frattempo che si cuoce andiamo a prendere la restante pasta frolla e stendiamo un poco per andare a fare la maschera. Voi ovviamente, se non la volete fare la decorazione, giustamente io, siccome mi devo rendere sempre la vita difficile, ecco, andiamo a stendere un po' di pasta frolla, non molto sottile, solo 4 cm e mezzo, e con un coppapasta rotondo vado a fare solo dei segni, vedete, 1 e 2, vado a segnare solo le due sfere, i due cerchi, e con l'aiuto di un coltello o un tagliapasta, se avete qualche altra cosa, vado a ritagliare solo il contorno dei due cerchi, congiungendoli, diciamo, non tagliando la parte interna ma solo esternamente, in modo tale da ricavare, diciamo, la forma della maschera. Vedete, il contorno esternamente lo taglio, mentre quello interno lo rimango, faccio una piccola curva in questo modo e abbiamo più o meno la sagomo della maschera. Vado a togliere la pasta frolla in eccesso, ovviamente, e con l'aiuto di un coppapasta piccolo vado a fare i buchi interni, diciamo, degli occhi della maschera, in questo modo, 1 e 2, e vado a modellare con le mani a fare, diciamo, la forma degli occhi. Siccome risulta molto, molto tonda, vado a fare la forma degli occhi con le dita. Ecco, vado a modellare sempre con le mani, ecco come risulterà adesso, momentaneamente, e con la forchetta vado a fare delle tipo decorazioni solo lateralmente alla maschera per farla risultare, diciamo, rigata, ecco, in questo modo, e vado a sollevare per fare la posizione del naso della maschera con le dita e vado a inserire un pezzetto di pasta frolla sotto. Uno lo cuocerò ugualmente a pallina così, e metterò un pezzo di pasta frolla sotto il naso, ecco, in questo modo, in modo tale da far rimanere il bordo del naso. Nel frattempo sono passati 55 minuti e vado ad estrarre, vedete come è dorato, ben dorato il migliaccio. È normale che fa queste spaccature dovuta al ripieno carico di zucchero, ricotta e uova. Ecco, e vado a infornare anche la maschera e il pezzetto anche di pasta frolla, sempre a 180. Vedete, ho messo il pezzo di pasta frolla sotto la maschera perché ovviamente se no non mantiene la bordatura del naso, e lo vado a estrarre dal forno. Quell'altro pezzo ci servirà come alzatina per la maschera. Ecco come risulterà a totale raffreddamento di almeno 5-6 ore. Vado a mettere un piatto per capovolgere il migliaccio, vedete, senza mettere burro e niente, perfetto. Altre persone sento che mettono olio o burro sotto al ruoto della pasta frolla, ma per me non l'ho mai messo e non è neanche necessario. Vado a catapultare su un piatto che deve rimanere
il migliaccio e voilà, il migliaccio è pronto. Sulle spaccature adesso vedremo come riparare facendo decorazioni, e vado a glassare in superficie il migliaccio con zucchero a velo. Facciamo una bella glassata con zucchero a velo, vedete? Adesso con la maschera alla mano, maschera alla mano, eccola, vedete come risulterà? Tolto il pezzo di pasta frolla da sotto ovviamente. Vado a fare un sacco a poche cornetto con il sanguinaccio, che vi invito ad andare a vedere. Sanguinaccio ovviamente senza sangue, solo nome, perché di usanza chiamarlo sanguinaccio, ma è solo cioccolato. Vado a decorare il bordo interno di tutta la maschera, vedete, questo è tutto sanguinaccio, ecco, e vado a fare la maschera, la bordatura scura, in questo caso nera come il cioccolato, e poi vado a riempire all'interno, stesso con il sacchettino di carta da forno, il solito, vedete, e voilà. La nostra maschera è pronta per essere messa come decorazione sul migliaccio. Vado a togliere dal foglio di carta da forno con cura, fate attenzione che non si rompe, ecco. Vado a prendere quel pezzo di pasta frolla, vedete ci manca anche il pezzo che ho messo sotto al naso per farlo risultare più a mo' di naso, e per far sollevare, diciamo, la maschera, per farla vedere quando poi gireremo la torta, ecco, in questo momento vedete la maschera risulta alzata, ecco. E sono andato a prendere anche i coriandoli, questi qua colorati di cioccolato, che abbiamo fatto quando abbiamo fatto i video delle chiacchiere, e vado a decorare dove stanno le spaccature. In teoria diciamo che è normale che il migliaccio ha queste spaccature, sono caratteristiche proprio del migliaccio, però avendo i mezzi a disposizione ovviamente possiamo coprire anche le spaccature, e facciamo anche una cosa simpatica per il carnevale, che ovviamente siamo nel tema, e voilà, vedete come si presenta il nostro migliaccio, molto carino, sta a voi poi giudicare. Vedete che spettacolo. Io vado a fare come al solito l'assaggio, vi faccio vedere la fetta come risulta, bella compatta, guardate. Lo vedete, di pasta frolla, molto molto sottile. Vado a tagliare. Guardate che spettacolo. Come vedete i miei assaggi si riducono sempre di più di dimensione, altrimenti un gusto spettacolare, spettacolare. Ragazzi, mi raccomando, se volete veramente sostenere questo canale, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, commentate sotto questo video che vi risponderò, come sempre già sapete, risponderò a tutti. Mi raccomando, guardate sempre le schede bianche che compaiono in alto durante i miei video, perché vi indirizzeranno a una mia playlist da creata, o a un mio video o a un messaggio inerente alla lavorazione stessa che a volte dimentico di scrivere. Ragazzi, alla prossima ricetta, un bacio a tutti, ciao!